Oramai Lele, canto pure, cantiamo Cantiamola pure. Buon pomeriggio a tutti, stelle di giorno, ben trovati. Finalmente il nostro ospite tanto atteso è arrivato, è qui davanti ai miei occhi. E ladies and gentlemen, signore e signori, madame, messieurs, ecco qui Lele. Ciao Lele, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Vincitore del Festival di Sanremo categoria giovani 2017, ma che soddisfazione, eh? Assolutamente, una bellissima soddisfazione. È stata una cosa molto molto bella. E ci credo, poi abbiamo avuto modo di incontrarci a Sanremo e finalmente sei ospite qui da noi in Sicilia. Alle 17:30 sarai alle porte di Catania per un firmacopia, quindi tutti i fans possono accorrere numerosi alle porte di Catania per incontrare Lele, ma soprattutto per acquistare, comprare e ascoltare questo bellissimo album dal titolo Costruire 2.0. Sì. Ecco, ripercorriamo un po' la tua carriera, Lele, sei giovanissimo. Mamma mia, era. Sì, ma tu già hai fatto un sacco di cose. Cioè, Sì. hai cominciato con The Voice. Sì. E voglio dire, lì c'è stato un attimo di panico, voglio dire. Ma in realtà è stato un approccio al mondo televisivo musicale. Cioè, nel senso, io ero sempre stato in cameretta, fondamentalmente. The Voice è stata la prima esposizione, ecco, al pubblico. Poi c'è stato Amici che mi ha dato la possibilità di crescere ancora. Dove hai incontrato nuovamente J-Ax, tra l'altro. Ho incontrato Ax, ho incontrato Neck, ho incontrato Elisa, Emma. Diciamo, è stato veramente un bell'anno, propositivo, produttivo soprattutto per chi l'ha fatto, per noi ragazzi. E soprattutto per te che componi, che scrivi, che suoni tanti strumenti, perché Sì. suoni la chitarra, suoni Sì. il piano, il flauto traverso, la batteria, tante cose suoni. Sì, no, ma in realtà sono curioso, è semplicemente quello, io sono molto curioso, la musica mi piace tanto, cioè nel senso, io prima di farla, prima di essere autore, cantante, eccetera eccetera, io sono un ascoltatore. La prima cosa che faccio è ascoltare. Io, se mi dai 2 cuffie e lo streaming, ti posso ascoltare qualsiasi cosa proprio, perché... Ma è vero che prima di andare a letto ascolti le canzoni che non conosci? Sì, Perché sì, non sempre. è vera questa cosa? Sì, ma perché cioè nel senso è un bel modo di rendersi conto del fatto che c'è sempre musica nuova e che c'è sempre musica figa, c'è sempre una nuova produzione che ha trovato un quid nuovo. È bello, a me la musica mi piace, cioè nel E c'è senso voglia mi di fa stare. sperimentare. Sì. Io sto proprio bene nella musica, cioè nel senso mi fa stare bene. 380 19 33 500, questa è la nostra linea, perché ci sono moltissimi dei tuoi fans che hanno inviato messaggi per fare delle domande, magari qualcuna la ripescheremo, per esempio allora praticamente c'è a Lele. Fanno i complimenti per la tua canzone, dov'è qua? Eccola qui, le persone che chiamano Oramai, ok, ovviamente. Grazie. La nostra distanza piace tantissimo. Grazie mille. Poi ci sono Mary Tiziana che scrive: se non avessi intrapreso la strada della musica, cosa avresti fatto della tua vita? Ma io Salutiamo Tiziana. Ciao Tiziana, innanzitutto. Io prima di entrare ad Amici, io studiavo all'università. Facevo marketing delle imprese internazionali ed è una cosa che vorrei continuare a fare. Adesso non c'è il tempo materiale per dedicarmi per bene a questa cosa qui, ma appena mi assetto e ho un'organizzazione abbastanza solida vorrei continuare, a prescindere da tutto, perché poi non è che uno intraprende una strada e smette di studiare. È una continua costruzione, giusto per tornare sì. a costruire Sì, 2.0. assolutamente, più sei curioso, più assorbi, meglio è. Noi facciamo una cosa, a proposito di album, c'è un brano bellissimo che fa parte di Costruire 2.0, che è stato anche il primo singolo, diciamo, che hai cantato durante la trasmissione di Maria De Filippi Amici, Sì. che ti ha portato alla ribalta, il tuo primo, tra l'altro, inedito, scritto sempre da te, composto da te. Tra l'altro vorrei salutare, a proposito di autori, compositori, eccetera, Sì. che c'è anche qui Rory Di Benedetto, Sì, c'è Rory. autore anche lui di alcuni dei brani di Lele, quindi lo salutiamo. Sì. Ecco, coautore ovviamente, coautore. Salutiamo anche Rosario Canale, non c'è, però lo salutiamo lo Assolutamente stesso. sì. Ascoltiamo La strada verso casa, così poi dopo mi racconti un po' di questo brano. Ok, molto volentieri. La strada verso casa, io direi Lele, la strada verso il successo, sicuramente. E mi guarda come per dire, ma ancora io so, ma invece no, invece sei molto bravo, davvero. Complimenti, complimenti di cuore. Allora, continuiamo a parlare di questo album, Costruire 2.0. Intanto ricordiamo che alle 17:30 ci sarà questo appuntamento alle porte di Catania per un firmacopie con Lele, e per acquistare ovviamente e ascoltare quest'album bellissimo. C'è
Sai cosa ho notato? Io ho ascoltato per bene il tuo album. Nel tuo album ci sono canzoni sia in italiano che in inglese, ovviamente. E perché a te è sempre piaciuto, immagino, scrivere in tutte e due le lingue? Sì. C'è in alcuni brani e spesso ho notato che c'è la parola paura. Uh-huh. Come mai? Perché diciamo io cerco di essere il più personale possibile nelle canzoni e la paura è una delle cose che diciamo che più comprendo fondamentalmente, cioè nel senso la capisco, l'accetto, diciamo è parte di me come è parte delle persone che amo, quindi è normale che faccia parte delle cose che scrivo perché provo a scrivere la mia vita e automaticamente la vita di chi mi sta a fianco, dei miei affetti, no? Per esempio in Adesso e Sempre mi scrivi la paura non esiste. E poi c'è un altro brano Senza paura di sorridere, quindi comunque questa paura presente, però tenuta forse lontano. Ma certo, perché in realtà io penso che tanti dei limiti che abbiamo sono figli della paura e molto spesso la paura non esiste, è un limite mentale. E poi si dice non c'è peggior paura della paura stessa, quindi... Esattamente, cioè nel senso la paura se è sintomo di rischio, cioè nel senso se stai facendo una cosa e hai paura vuol dire che ha importanza, quindi automaticamente descrive semplicemente la caratura della cosa che stai andando a fare. Un esame è molto importante, quindi è normale che tu abbia paura. Diciamo mi piace conoscerla la paura perché è una cosa che ci definisce. Io direi forse sarebbe bello la paura che si trasforma in adrenalina per affrontare al meglio le cose e superarle. Ma certo, poi ha tante vesti. Positivo, infatti. Sì, ha tante vesti la paura e ci rende vivi, secondo me. Ci scrive Elisa, cosa ti piace fare nel tempo libero? Quali sono i tuoi hobby e i tuoi artisti preferiti? Salutiamo Elisa. Ciao Elisa. Ciao Elisa. Io amo andare al cinema, mi piace tanto, è una cosa che adoro. Poi lo sport in generale, molto spesso dal divano sono più bravo. Le moto, ma più il calcio in realtà, il basket, eccolo. Sì, il tennis, la pallavolo, diciamo gli sport in generale mi appassionano, sono belli da vedere. Poi ci scrive Francesca, quando hai scoperto di voler diventare un cantante? Non l'ho mai scoperto, in realtà, cioè, diciamo è una cosa che è nata. Cioè, io ho iniziato a studiare presto la musica e a cantare presto, quindi non ho ricordi senza. C'è stato un momento di silenzio dove io non ho cantato più perché mi sono reso conto di essere stonato come una campana. Ma no! Ma sì, ma guarda, è una cosa brutta proprio da sentire. E quindi automaticamente mi sono stato zitto per un po'. Ti ricordi qual era questa canzone che ti ha traumatizzato? No, ma non è tanto il fatto che io fossi traumatizzato da me stesso, erano gli altri che erano traumatizzati da me. Perché diciamo non vedevo facce felici ed entusiaste, capito? Ecco, va bene, dai. E poi a 11 anni, a 12 anni ho scritto la prima canzone. Non mi chiedere perché, non c'ho nessuna storia figa in merito. Ecco. È successo e basta. Già è figo che non è una storia figa, però. Ma sì, forse alla Vasco ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare l'attenzione, sì. Va bene, senti, continuiamo con l'ascolto di Costruire 2.0. C'è un altro brano che successivamente ad Amici c'è anche un bel videoclip, quindi da vedere, potete collegarvi su studio90italia.it e vederlo. L'ho voluto io. Cosa hai voluto tu? Di cosa parla questo brano? Questo, cioè nel senso c'è una frase che è abbastanza emblematica del pezzo, dice se c'è qualcosa è solo perché l'ha voluto Dio o l'ho voluto io, cioè non sono un ragazzo che ama affidare le cose agli altri, diciamo sono molto self-made sotto questo punto di vista, mi piace essere padrone e diciamo padrone di me stesso e di ciò che mi succede, mi piace essere fautore di quello che mi succede. Io ho voluto questo e questo c'è, volere e potere. L'ho voluto io, Lele, tra poco torniamo. L'ho voluto io, Lele, in diretta da studio su Studio 90 Italia. Ancora buon pomeriggio, ben trovato. Ciao Lele. Siamo in diretta, quindi eccoci salutiamo qua. Tutti i nostri amici, ma stanno arrivando 1 milione di messaggi, ragazzi. Io non so se riuscirò a leggerli tutti, però spero di farvi contenti e leggerne quanti più possibili. Per esempio, mi scrivono allora, farei concerti in Puglia, siccome ogni giorno ha la sua canzone. Oggi quale canzone del tuo album ti rappresenta di più? La canzone del mio album. Io ho sempre una canzone ogni giorno, ma tendo a non avere le mie. Ecco. Cioè, nel senso, tendo ad avere le canzoni degli altri, perché alla fine se uno si ascolta e si riascolta continuamente ed è solo focalizzato su se stesso, diventa un attimo un po' di megalomania, no? Quindi tendo ad ascoltare gli altri. La canzone di oggi è Passion Fruit di Drake.
Poi mi scrivono: appena porti il leoncino a Roma vogliamo vederlo. Se non avessi fatto il cantante, e questo l'abbiamo detto, per un futuro ti piacerebbe avere una famiglia numerosa o figlio unico? E poi mi dicono: come mai non indossi più gli anelli dei tuoi nonni e ci racconti cosa è successo quando ti hanno rubato la chitarra? Allora, partiamo dalla prima domanda. Le ricordi tutte? Sì, okay. Fortunatamente sì, sto a palla. Fantastico. No, mi immagino una bella famiglia, non so se numerosa, ma venendo io da una famiglia dove siamo due figli, non tendo a pensarne di più. Ecco, poi i figli vengono, cioè nel senso non credo si programmino, sì. Quindi vedremo. Per quanto riguarda gli anelli, perché sto traslocando e me li sono dimenticati a casa. Ecco, quindi svelato l'arcano. Poi cos'è successo quando ti hanno rubato la chitarra? Un trauma, questo sì che è un trauma, ragazzi. Per un musicista la chitarra è una fidanzata, praticamente. È successo che un napoletano si è fatto rubare a Milano. Ecco, quindi ancora peggio. E avete un meglio da fornire, si dice alle mie parti. Sì, no, vabbè, è successo. Hanno aperto la macchina, hanno portato via il più possibile. Ecco, quindi abbiamo fatto contenta le nostre amiche e poi mi scrivono: dove stavi quando hai scritto Oramai? Non si può dire. Ecco, è un segreto. Quindi, care amiche, niente, non si può sapere, lasciate perdere. Va bene, senti Lele, Costruire 2.0, ci sono diverse collaborazioni in quest'album. Sì. I brani sono quasi tutti scritti da te, ovviamente, composti da te, con diverse collaborazioni. Abbiamo detto Rory di Benedetto che è qui, Rosario Canale, so anche Tony Maiello. Ecco, a proposito di Rory, che è anche qui, che è coautore con Rosario Canale di Oramai, c'è anche questo brano dal titolo Adesso e sempre. Cos'è che sogni da adesso e per sempre? Sento Marzullo ogni tanto, ragazzi. Si faccia una domanda, si dia una risposta. No, ma io in realtà ho dei sogni comuni. Io voglio essere felice con quello che faccio. Vorrei riuscire a fare della mia passione sempre il mio pane quotidiano. Non è una cosa facile, perché la mia passione è legata alle persone, è legata al modo di comunicare, quindi devo essere sempre in grado di migliorare il mio modo di comunicare. Quindi ciò che desidero è essere felice con ciò che mi rende felice. Quindi... E questa è già una risposta bellissima. Senti, a tal proposito, prima di ascoltare questo brano, Adesso e sempre, hai avuto la possibilità di incontrare in questo periodo tanta gente e di provare tante emozioni. Tra l'altro saluto Mary che mi chiedeva come è stato vincere Sanremo ed esibirsi su quel palco. È stata una cosa bruttissima, Mary, non te la consiglio proprio. Che è il sogno poi di tanti cantanti, di tanti artisti, e calcare proprio quel palco, il palco di Sanremo. Hai incontrato tantissima gente. Hai avuto modo di incontrare Maria De Filippi, J-Ax, Neck, eccetera eccetera, ma qual è il consiglio che ti è rimasto più impresso? Ma guarda, io fortunatamente ne ho avuti tanti di consigli, cioè nel senso ho avuto tante persone che mi hanno dato un pezzetto di vita che hanno vissuto attraverso alcuni consigli che io mi sono tenuto. Ad esempio un consiglio di Elisa che sembra banale ma in realtà non lo è. Il cuore sta in tutte le cose. Cioè è come se la musica non fosse legata solo alle canzoni, è legata ai giorni, a come li vivi e come ci arrivi alla canzone. È come se ti scoprisse in maniera diversa poi la canzone. Quindi è un consiglio fondamentale. Il consiglio di Neck è stato: passa sempre dalla porta principale quando sei in hotel. Sono piccoli segreti che sembrano semplici ma in realtà non lo sono, perché ti fanno capire che c'è una persona di un certo spessore dietro grandi artisti. Bellissima anche questa risposta, tra l'altro ti hanno dato dei consigli molto profondi e molto belli. Bisognerebbe farne tesoro non solo quando si è artisti ma nella vita in generale. Quindi grazie Lele, noi torniamo tra poco, Adesso e sempre da Costruire 2.0. Ecco, noi parlavamo di cibo. Parlavamo di cibo, certo. Parlavamo di cibo. Fortunatamente. Quindi stavo dicendo a Lele, mi raccomando, vai un po' a mangiare bene quest'oggi. Però mi ha detto ho mangiato già bene. Ecco. Sì. Allora Lele, Costruire 2.0. Ricordiamo ancora una volta, 17:30 tra poco. Troverete Lele alle porte di Catania. Ci sarà con firmacopie, quindi potrete conoscerlo, potrete fare delle foto con lui, potrete... Basta. Va bene così, va bene. Senti, prima di salutarci, prima di concludere, c'è un'altra amica che mi scrive: a parte le tue canzoni, se potessi scegliere la canzone della tua vita, Desiree lo scrive, quale sarebbe? Guarda Desiree, ciao Desi. Difficile, questa è difficile. Cioè nel senso
Ecco. Non lo posso fare, cioè nel senso perché ci sono talmente tante canzoni che mi hanno lasciato delle cose così importanti che come se le sminuissi, cioè se scegliessi una è come sminuire un'altra oppure un'altra ancora. Diciamo che sono tante. Sì, ognuna per sì. per un momento diverso. Ma più musica ascolti, più diventano importanti le canzoni. È vero, hai ragione. È automatico. Anche Vanessa mi scrive che ti sei ispirato per la canzone Così com'è, la salutiamo, ciao Vanessa. Guarda Vanessa, c'è tutto il mondo della dancehall che sta tornando prepotentemente, specialmente all'estero, quindi tutti questi ritmi legati all'Africa, no? Io sono partito dal ritmo, per scrivere Così com'è, e volevo una cosa che suonasse leggera e ti desse spensieratezza, ma che ci fosse anche un velato significato più importante dietro. Infatti il testo è fresco e leggero, ma ha anche quest'occhio un attimo non malinconico ma consapevole, perché dice questa paura di star bene che lentamente ha scelto per noi due. Quindi insomma è un testo felice ma anche no. Ecco, quindi è stato molto chiaro, Vanessa, quindi ti puoi ritenere soddisfatta, credo, quindi va bene. Siamo, ecco. Senti, invece un'ultima domanda prima di salutarci. Amici, ovviamente in questo momento è cominciato il serale, eccetera, eccetera. Cosa pensi di questa nuova edizione? E dei talent ormai in generale, visto che tu ne hai fatto parte? Ma io penso che ci sia veramente un eccessiva pressione mediatica sul talent. Cioè nel senso vengono date troppe responsabilità al talent. Il talent non è nemmeno che un mezzo di comunicazione attraverso il quale un giovane artista arriva alle persone. Cioè il talent non fa né più nemmeno che ampliarti il bacino di utenza in poco tempo. Cioè tu in un anno passi da perfetto sconosciuto a probabile artista che vende dischi, che fa live. Il fatto che tu riesca o non riesca sta a te e al tuo percorso e al tuo modo di fare musica, alle canzoni che scrivi o che ti arrivano, che penso che dare eccessiva importanza e eccessiva colpa al talent sia sbagliato, perché poi fondamentalmente anche quelli che non escono dal talent, perché leggevo in questi giorni di questa continua, sì, sai, di questo continuo attacco, i talent sono morti, sì, i talent, sì, è che le persone non si aspettano più la stessa cosa dal talent. Cioè come se fosse normale che uscisse un artista nuovo dal talent, quindi automaticamente non sei la novità, quindi automaticamente devi fare la stessa fatica che fanno gli altri. Ma io trovo questa cosa una cosa corretta, una cosa giusta, la trovo l'inizio di un percorso, non la trovo la rampa di lancio che ti fa esplodere in un anno e che poi la trovo una cosa diciamo che ti dà ti dà la possibilità più velocemente di farti conoscere, esatto. Però poi sta a te se realmente vali restare alla fine sulla io penso che perdiamo il ecco. focus delle cose. Noi stiamo parlando di musica, stiamo parlando di canzoni e di dischi, esatto. Si ascoltano pochi dischi, si parla troppo. È vero, questo è vero. È il problema di fondo. È vero, è vero. Io ringrazio Lele, è stato davvero un piacere ospitarti, mio. spero di rincontrarti molto presto. Tra l'altro ora parte un tour, il tuo tour, quindi sì, ci sono 3 date: Napoli, Roma e Milano, il 3, 4 e 7 maggio. Potete già seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook di Lele, Facebook, quindi Instagram, Twitter. Ovunque, sì. Ovunque. Lui è social, tu sei social. Sì, quanto basta. Va bene. Allora, amici, è stato un piacere stare con Lele, è stato un piacere leggere anche le vostre domande, grazie per aver partecipato a questa nostra conversazione. Grazie mille. E oramai è il brano di chiusura di questo appuntamento, ma adesso, siccome Lele ha fatto di tutto, perché suona 1000 strumenti, canta, ovvio lo sappiamo, è il talent, è Amici, Italia's Got Talent, no, quello no, è The Voice, vabbè, ci stava anche quello, dai, alla fine. Saluta e fai lo speaker, okay. Fai lo speaker e annuncia da solo. Oramai io ringrazio anche Rory Di Benedetto, ringrazio tutti i collaboratori di Lele, Felix alla regia, da Paola 4 anche per oggi è tutto. Lele, a te. Su Radio Studio 90 Italia, solo musica italiana, oramai Lele. Assunto.